You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful that day. Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign. Loving kind. Every night you admit defeat, and cry yourself blind. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed lies vacant at night. If you're lost, hurt, tired or lonely, can't control it, try as you might. May your fall that love never leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful. The DJ said on the radio, life should be stereo each day. Simple best to cast the unsuitable instead of some kind of beautiful. He just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see so. No, no, no. For your child feeling petrified when they left alone. If you can't wake up in the morning to show midnight speaking at night. If you're lost, but tired and lonely, can't control it, try as you might. May you fall that love ever leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, but tired and lonely. Something beautiful from your way. Some kind of beautiful. Some kind of beautiful. Some kind of beautiful. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the time you love petrified when they left alone. If you can't wake up every morning, 'cause your bed lies begun to die. If you're lost, hurt, tired and lonely, can't control it, try as you might. Lay your May you find the love that won't leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, Lost, hurt, hurt, tired tired and lonely. Something beautiful along your way. You won't be lost, Lost, hurt, hurt, tired tired and lonely. Something beautiful along your way. Oh, e chi c'è qua? Allora, attiviamo subito il gioco. Oh, che bella cosa quando tutto funziona. Allora, come prendere le botte anche questa sera, capitolo 4.
Allora, noi adesso dobbiamo arrivare al villaggio degli esserini. Va bene. Allora, audio c'è, video c'è, gioco c'è. Va bene così. Allora, siamo alla zona nuova. Quindi pericoli nuovi, problemi nuovi. An advantage. Danni da strappo aumentati del 50%. Ah, faccio due cazzo. E beh. Te lo metterei al posto di questo. Tu, signorina, a sto punto ti metti questo qua. Possiamo vedere di fare. Ok. Allora, tu ne puoi aumentare un bel po'. A sto punto così. E tu un altro te lo metti così. Allora, a noi il pericolo. Ok, qui non c'è niente. Nice. Oh, chi c'è? Oh no, un Giovanni. Allora, vieni qua. Ah, siete due pure grandicelli, va bene. Allora. Sì, siamo da te, va. Un attimo da te perché two is meglio che one, ma one is meglio che two. Let's spill some ink. Oi papà, buonasera. Stavamo parlando di te, sì. Ma questo mostrone grosso che si è messo un attimo davanti per vedere se riesco a sconfiggerlo. No, questo era il salto. Aspetta, è la prima volta che me lo fai, dai mostro. Fai il buon mostro. Papà, tutto bene? Allora, tu adesso devi andare giù. Mo scegli come ci vuoi andare. Resta seduto. Hai preso una bella botta. Siamo nella posa offensiva. On fire. Ok, bella botta e ha preso la stance, quella potente. Allora. No, dicevo, tutto bene. Io ero qui un attimino a menare comunque mostri che si vogliono un attimino mettere davanti, ma il gioco è bello impegnativo. Non ti preoccupare, non è un quiz, pure se ti distrai non succede niente. Ah, ok, questa è la cosa importante, papà. Allora, tu come vuoi andare? Tu ti faccio andare. Il fioretto non lo posso ancora utilizzare, ma la vorrei provare prima o poi. Dai che sei morto. Ok. Allora il simbolo giallo è quando devo fare il salto. Ok. No, ma sto gioco io ancora gli devo riuscire a trovare un difetto. Mi ci sto impegnando, ma non... Cioè non mi riesce. È il volume del gioco troppo alto rispetto al tuo. Grazie signor Francesco. Meno te, meno così. Ok. A posto, mi dica se va bene adesso.
Allora, oggettino viola e si prende. C'è un Pippo e ce ne occupiamo subito. Allora, vediamo un po'. Tu ti prendi l'orticella in fronte perché va bene. C'è un assalto a te. Poi facciamo sempre questi qua. Vedo che ti piacciono davvero tanto. Su. Take cover. No, vai via. Vai via. Torna indietro. Vai via. Let us stay. A posto, il problema lì si è risolto da solo. Abbiamo turni, conserviamoci i punticini che possono servire. Tante care cose anche a voi. Allora, An advantage. un altro colore, ok, ottimo. Allora, di qua mi ci butto, sì. Certo, qua dietro. That will help. Vediamo un po'. Allora, noi siamo andati di là, dobbiamo andare di qua. Oh, c'è del rosso. Chi c'è? Calmi. Non mi attaccate. Fatevi vedere prima, perlomeno. Cosa c'è qui sotto? Sbagliato pulsante, fermi. Potrebbero essere dei comunisti, sì, effettivamente, con tutto quel rosso. Non è che non ci siano boss opzionali troppo forti, perché sennò ci fanno male. Già ne ho trovato uno che è estremamente letale ed è impossibile farci qualche tentativo. Allora. Vediamo un po', facciamo 2 salti. Ecco qua. Ecco qua. Sì. No, ma io sto proprio all'inizio comunque, papà, perché non stavo riuscendo a trovare il tempo di giocarci come mi piacerebbe fare. Mo' sono riuscito a liberarmi prima pure dal lavoro, ho detto aspetta, iniziamo un pochino prima e cercherò nei prossimi giorni di portarlo tipo titolo da pre-live, quindi dalle 8:30, 9 fino alle 10 se mi riesce, in modo tale che così pian piano almeno ci gioco, perché se no sto gioco io... Poi ho delle entità che mi parlano e mi dicono delle parolacce cantando delle canzoni, quindi poi ho dei problemi proprio personali. Allora, qui devo sconfiggere le cascette. Tu... Ecco. Sapevo che avresti approvato questa mia idea, Francesco. È l'unico modo. Ma voi siete 3 pippi. Allora, ragazzi. Allora, vediamo un attimo. Vediamo prima quello laterale di là. Ci carica soltanto. Quella che... Chroma is flowing. Però questo è impegnativo come fight. Se forse troppo debole, credo. Credo che a te ti debba venire a trovare tra qualche giorno. E al momento... On me. Careful now. Succhiol. Allora, non iniziatevi a baffare l'uno con l'altro che mi incazzo, eh. Allora, iniziamo a toglierne uno da mezzo, perché sennò qui c'è un problema. Tu però devi un attimo curare lei.
Sì, lo immagino, io purtroppo ho dovuto fermarmici, c'è un'area di gioco che mi fa crashare il gioco, c'è un'area di gioco che me lo fa crashare, non perché sia mal ottimizzato ma perché sottopongo il mio computer a sforzi disumani per farlo girare con tutto a minimo, e quando sono arrivati certi particolari non ce l'ha fatta più. Ti capisco, fallo riposare, magari aspetta che arrivi pure una patch che risolve qualche problemino pure di memoria del titolo e ti va pure meglio. Che comunque è fatto bene il gioco e gira bene. Però comunque con qualche patch si migliora sempre un pochino la cosa. Allora, tranne quando poi non le sanno fare e finiscono con il rompere i giochi. Però chi ha fatto sto gioco sa il fatto suo e sa programmare, a quanto pare, che da quel poco che comunque ci ho giocato di bug e casini grossi non me ne sono successi proprio personalmente. Tanto poi l'ho fatto tutto in live, quindi avete visto anche voi. Allora, sì, Shields up. siamo così, siamo un pochettino così, che male non fa. Thunder. No, mi confondo con i tasti, porca la miseria. Ok. No ragazzi, non baffatevi, fate i buoni, dai. E uno se ne va. Ok, quindi si è preso un po' di botte. Allora, no, visto che riattacchi dopo 7 più quell'altro così, facciamo così. Allora, tu te ne prendi uno normale, devo dire solo per la posa se rimane quella lì per poter fare la più potente. Allora, ecco, ti prendi le botte. Gustave Le Madrid, anche tu sei bello pieno, quindi mi fai un bel sovraccarico a lui. For those who come after. E questo l'hai sentito tutto Grace. fino all'ultima goccia. Allora, mi conviene quello, buona sedia anche a te. Allora, vediamo un po'. Ne guadagno uno, ok, vai. Shields up. Facciamo un pochettino di scudino, che male non fa. Ok, no, il tempismo di questo non l'ho capito. Ok, adesso tocca a te. Allora, fioretto sfavillante della luna crescente, vai. Quello tutto bene? Brace yourselves. No, dai che questo riesco ad evitartelo, dai. Allora, tu mi curi un pochino lui, così possiamo continuare ad esplorare tranquillamente. Tu, Gustave della Fontier, sei una parte qui. I'm ready. On fire. Non mi conviene fare niente. E lui, e loro tre, e tutto il resto che proverà ad avvicinarsi a me in questa mezz'ora di gioco prima che stacchiamo, o un'ora, mo vediamo fino a che punto arriviamo, devono stare un pochettino attenti. Oggi sono un pochettino più in forma delle altre volte, sto capendo il gioco. Il mio maestro Gianmarco sarà fiero di me. Ora come ora sto riempiendo il tuo tempo giocando a Monster From 4 aspettando. Io ho visto stamattina quel video di Night Train e
mi è venuta voglia di giocarci. Mi è piaciuto tanto. Ho visto belle cose molto divertenti. Io purtroppo sono partito l'anno scorso per lavorare in estate e poco prima dell'uscita del DLC di Elden Ring non l'ho ancora giocato. Me lo sto tenendo per un momento di tranquillità per le live e lo inizio in live. Allora, l'altro dov'è? L'altro dov'è? Tu sei in alto, ammettilo. Allora. Ucci. Non è che voi esplodete o altro, no? Di qua non possiamo andare. Allora, tu devi essere qui. Tu ci sei, ma io non ti sto vedendo. Volendo sì. Quindi mo sto cambiando gli orari di alcune cose. Mi sto organizzando anche per le live un attimino in maniera diversa. Se alcune cose vanno in un certo modo, sì. Capace che mi organizzo un periodo, una giornata e dico ok, facciamo la 12 ore e lo iniziamo. No, quello è impossibile, l'ho staccato poco prima di andare in live, l'ho cancellato da tutte le impostazioni, l'ho cancellato dai menu del programma di Twitch e compagnia presso. Come cavolo hai fatto ad attivarlo? Proprio fatto elimina. Mi ha pure detto guarda, io tolgo i punti canale su sta cosa, però qualcuno te l'ha richiesto, gli ridò i punti indietro. Certo, come hai fatto ad attivarlo? Salve Jammox. Allora Jammox, una buona notizia. Sì, Qui c'erano i 3 giganti. sì, tu sei. Questo try fatto, tutto a posto. No, è la stessa cosa, Francesco. Francesco, l'ho spiegato 2 secondi fa che non funziona. Francesco. Allora, dov'è il terzo cazzariello qui per sbloccare? Ciao ragazzi, buonasera. Dove sei? Buonasera Francesco, vabbè, Francesco l'ho sentito 3 minuti fa. Ciao quello, ciao Papa. Mi ha mandato anche una canzone prima. Io l'ho anche risposto cantando. Allora, dov'è mo sto pezzo? Allora, Giovanni, dove sei? Tu mica ti ricordi dov'è? Questi pezzi qua sono tutti sempre intorno, lo zio. Dove hai trovati? Allora, uno l'ho trovato qui. Uno l'ho trovato qui. E l'altro sembrava che si fosse mosso di qua, poi non sono riuscito a seguire la scia, però non lo vedo. Tutti direzionali, lo zio, quindi prova a spostare un po'. Da qua. Sangue dei tuoi amatissimi defunti. Nota dell'editore, ok, non è la abbiamo stessa che... un'altra. Ah, bene. Abbiamo un sacco di pezzi, infatti, uno in napoletano, uno in calabrese e una samba. Io ho fatto il pre-order e tutto, così avrò anche il DLC annunciato. Purtroppo c'è tantissima gente che non ha fiducia. Onestamente, Papa, a te piace? Pensi che ti possa divertire? Provalo. Anzi, io penso che lo prendo. Quindi se qualcosa la sera lo porto in live e se ci sei possiamo pure giocare insieme. Quindi tranquillo, noi pensiamo a divertirci. Tutti i professoroni, questi qua che dicono, fanno e si lamentano soltanto, lasciamoli perdere. Siamo noi a giocare e a divertirci, che mi sono visto stamattina il video di 10 minuti che è uscito su Elden Ring, che spiega un pochettino le meccaniche, come funziona e tutto. Entri livello 1, mappa sempre procedurale casuale, cerchi, fai e meni. Quindi va bene, va bene. Quindi visto che sono squadre da 3, da quanto ho capito. No, Caggio, questo infatti sì, pure io pensavo la stessa cosa, il fatto che il netcode è sempre stato un problema grosso di From. Vediamo se con questo Magari titolo con questo migliorato. hanno riuscito, può essere un passo avanti in generale per From. È un gioco totalmente multiplayer. Capisci, se ti sei messo in mezzo, se ti sei messo in male. mezzo col vecchio netcode e proponi una cosa del genere, vai sul mercato e va una chiavica, fai una bruttissima figura. Quindi voglio sperare che From ha detto aspetta, aggiustiamo sta cosa e facciamo uscire sto titolo. Sperando. Anche in Armored Core 6 è bello niente. Allora poi il problema è Allora, persistito. quello mo è il là. passato, vediamo il presente e il futuro. Sperando. Anche perché sarebbe un peccato. È un gioco completamente da giocare in coop, per quanto l'idea sia carina, però se non c'è il codice sotto che te lo fa girare bene ed è un continuo avere problemi, no From,
no. Cosa ce l'hanno pure tutti i giochi. Grazie. Grazie, ma no. No, ma poi non posso che si c'ha già mettere 20 minuti a trovare un alleato per una partita se non c'ho amici, tutto bene, no. Cioè, a quel punto mi faccio le Allora, di partite qua in possiamo singolo, tornare. però il bello sarebbe giocare in 3 appunto per divertirsi in 3. Io volevo vedere se c'è il crossplay. Io credo ci sia. Allora, io mi come torno indietro. Sì, no, lo so, Francia che puoi giocare da solo, però mi sembra un gioco che almeno No, io è più comprerei divertente per in giocare co. con altri, non Io da solo. ho visto il video stamattina, mi sono detto lo voglio prendere per farlo in live per farci 2 risate con qualche run così. Mi interessa Anche fare i di campionati sfotoriate mondiali. divertenti ce ne saranno. Cioè, non voglio arrivare a fare il super campionissimo. Entriamo, ci facciamo un'avventura tutti quanti insieme e meniamo. Dove arriviamo là? Mettiamo il punto. Se vinciamo tutti felici e Francesco ci offre qualcosa da bere e vissero tutti felici e contenti. Che tu sia una zebra o uno struzzo, l'importante è che Francesco ti paghi da bere. Cioè, questa è la cosa importante di base nel mondo. No, questo sì, papà, però dobbiamo sperare che sia come Oh, il attenzione. Elodie. E lo diamo, papà. No, più che c'è da sperare, c'è da attendere e vedere. Tanto il gioco mo esce tra un We were po'. caught in the maelstrom. Quindi si esce e si prova. Hanno fatto il minimo sforzo di We lost the spendere per moon potersi and the concentrare su stars. altre cose. Noi dobbiamo Condemned sperare to che a sia così. never-ending darkness of Bravo. punishing rain Buona and pizza, raging papà. clouds. The pain Poi papà, sent a buona storm pizza e to buon overcome us. divertimento. But it is we who have overcome the storm. After surviving that, crushing those Nevrons was almost an afterthought. Che questa è la barca, la nave che era nella zona di prima. Ok. Vai tranquillo, tanto noi mo adesso abbiamo iniziato, stiamo un bel po'. It was an ink bath. We squeezed those nevs dry. Non era un lago e un oceano. This new one Vabbè. looks tougher than the others. Lascialo stare. Allora, Sposto il telefono così perché mi sì, fa grazie paura, Gianma, so many. grazie mille. I don't like this. guarda. Un lago salato, ma di taglia colossale. Sì, Francesco. Pippo! Sì, lui è Pippo. Pippo, e come ti faccio a te, Pippo? Non ti Scusa. preoccupare. Pippo, Pippo mio, Pippo mio. Pippo Non lo mio. puoi toccare. This one is Pippo, gigantic. tu stai là e io sto Avoid qua. those at all costs. No. Allora, Insetto, se vuoi vedere il gioco, Sì, appoggiati sulla spalla e lo vedi senza problemi. Non è che ti metti davanti. Nessuno, non ti uccidiamo, non ti facciamo niente. Mettiti qua e non rompere i coglioni. Allora, ci sono 2 posti dove salire. Iniziamo dal picciolo. Io il secondo non l'ho mai giocato, il primo mi ci so chiuso proprio un casino e mi creavo le faide personali con i membri. A me il secondo è piaciuto molto, però mi ha molto annoiato la parte degli orchi, perché a un certo punto era fatti l'esercito, fai da solo perché i tuoi orchi moriranno sempre e a lungo No. fai sto fight infinito. Non mi preoccupare, non devi aver paura. Satan! Francia, a me ha annoiato a un certo punto. Il boccalone. Che ti devo dire? Mi ha molto scocciato il fatto. Cazzo, se sei duro. Facci duro. Let me help. C'è un bicchiere grande, esatto, quindi quello, un figlione. Come ti evito? Ti ho evitato. La presa di questo coso. Ah, è proprio ok, va bene, va bene. Abbiamo provato più. Va bene, va bene. Almeno al momento non vedo più. Non c'hai i susamielli. Deve essere sparato. Sì, vabbè, ma prendi un danno normale, preferisco tenermi il punto a sto punto. I'm ready. Ah, ok, c'ero quasi. Allora, tu ti devi urgentissimamente curare. Un milione, sei bello pesante, eh?
Va bene, allora. Qua ci resto, questo è poco ma sicuro. Margin for error. Dodge, Gustav. I'll do it. Allora. Siamo messi in a merda. Facciamoci un turno un attimo. Danger. Ah, cazzo. Vabbè, questa è persa. Massimo c'è un altro revive soltanto. Dove gli attacchi sì. Aspetta però, troppo alto rispetto a senti del gioco più alto, però abbassa un po' il gioco. Prima Francesco me l'ha fatto pure abbassare. Allora, aspettate, lo abbasso un altro po'. Prima era a meno 7, mettiamo a meno 8. Vedete un attimino come si sente. Lo abbassiamo un pochettino preventivamente, così quando fai i picchi alti non ci abbiamo più problemi. Forse, chi lo sa, vediamo. Expedition's not over. Allora, Stiamo a parlare, quello non no, ma non sto parlando, è che sto cercando di concentrarmi per dopo per provare nel rifarla. Perché questa qua penso che sia persa. Allora, l'importante è che ci sentite e che sentite poi i dialoghi quando parlano. Quindi poi diteci voi come preferite. ok, ho messo 10. 10.9. Ok, Hai microfonato. sì, sì, con l'orecchio. Grande gesto atletico. Allora, vedete adesso. Allora. Tanto tu prenditi un attimo. Those will come after. No, dai, che l'ho fatto bello. I'm Io, ready. questo è bello forte comunque, eh. Fa sto stacco di camera e mi confondo, vabbè. For those come up, sì Francesco. Ormai è diventato anche un meme questa cosa. Lasciamo perdere, nessuno sta dicendo niente. Bisogno di protolarlo. A posto. Allora, però a te mi serve un pochettino di forza in più, perché sennò si potrebbe fare già a questo livello, ma perderemo un casino di tempo soltanto. Quindi L'ho protolato nel puzzing, molto bene. Poi c'è una curiosità, che vuol dire stozzi e pitazzi che mi hai scritto su WhatsApp? allora, da te ci vediamo dopo. Mi sono accattato Pentiment, che l'avevo solo craccato. Ho sentito che è figo Pentiment. È quello che facemmo in live, sì, quello là all'inferno. Sembrava figo. Ciao, Questo è Stozzi, quello è Stozzi. Marcantonio, sei tu? Stozzi e pitazzi, è lui. Allora, aspettate un attimo tutti. Allora, facciamo un picchettino qua, un picchettino qua, un po' di agilità che non fa mai male. Poi L'ha fatto Obsidian prima di fare quella merda di Avowed. E infatti noi restiamo su Pentiment. uno ciascuno, Viviamo meglio. più un altro po' di agilità per il futuro. Tu invece mi fai uno d'agilità, Stozzi e vitalità. pitazzi comunque significano attratti e briciole. Ah, ok. Non lo sapevo. Stozzi e pitazzi. Infligge danni di tipo fuoco ridotti a un solo bersaglio un colpo. Il bersaglio diventa vulnerabile al fuoco per 2 turni. Tu ti metti tu e tua sorella dall'altro lato. Figo, cioè, stozzi e pitazzi. Mingambare, usticchio.
accento, forse non è proprio calabrese, però... No, Non è sul catanese. Non è catanese, Siamo là qua. Francesco, è calabrese stretto. allora, spiritozzoli. Però aspetta, a sto punto di qua si continua. Qui comunque la città come c'eravamo noi all'inizio, quindi una parte del... Vabbè, una parte di Parigi che è stata risucchiata da sta situazione, dalla P3, cioè. Allora, a sto punto, questa era la salita piccolina. Ce n'era per un'altra di qua, visto che di là molto probabilmente si va avanti e che c'è pure un checkpoint. Vediamo prima di qua che cosa c'è. Pirità... Oh no, pippe! Pippe sbaude! No, Mimmo, no! Perché? No, Mimmo, perché? Ma sta Expedition è prima cosa. Io finisci Expedition e poi te ne inizi qualcun altro. Pure Allora, io penso farò così. Shopperò qualche altro RPG a lungo gli archi. A storm is coming. A storm is coming. No, c'è niente di troppo vecchio, però, cioè che mi rompo i coglioni, poi lo appendo. No, non questi qua, Francesco. 20%. Qualcosa di un po' più fresco sempre. Che i giochi vecchi alla fine mi rompo il cazzo e Spill appendo. some ink. Dio madonna Gianmarco, ma cioè, puoi rompere il cazzo tu a me, poi voglio bene. Ecco qua, virtuosa. Need to parry. No. No. Genoveffa, no. Tozzi e Vitazzi. No, ma se vado a cercarmi una lista su Google di RPG a turni degli ultimi 5, 6 anni, 7 anni, 8 anni, sceglierò qualcosa, semplicemente. Che c'entra bravo online? Sea of Stars non lo conosco, poi andrò a documentarmi, Francesco. Un danno me l'hai fatto. Te lo concedo, un danno te lo concedo. Dai che stai quasi per cadere, dai. Queste raccolli? Tipo sui Coden? Francesco, devo vederli tutti questi Io giochi qua. no, quelli non sono usciti perché se penso che sono usciti quelli e non ci sto giocando ci resto male, quindi non sono usciti ancora, Francesco, quelli. Sono giochi. Grazie, sempre molto comprensivo tu Francesco, Sei un amico molto caro. Guarda, quando finisco Expedition sei la prima persona che contatto e mi scrivi qualche gioco. Che mi ha respinto il colpo e ha fatto Arachiri? Non ho capito. Vabbè, torna su. Che mossa avete usato? Perdono. Fuoco classico base che ne mette allora 3. forse missando ti fai danno di... No, sicuro a me era successa una Va cosa bene, del genere, va quindi bene. forse quel fatto là. My sword is death. Che cazzi. Ah, un po' prima. Va bene anche così, va bene. Hurts. Va tutto Sta bene. continuando a dissare, Dio, para! Dici, ma fallo giocare con Mois! Madonna mia. Lascio sta! Raga, vado a cenare a dopo, quello a dopo! Quello, Ciao, buona cena. Buona cena! Se volessi la fallo sta! Tanto c'è, faglielo fa! Poi se si troverà in difficoltà un giorno entro che senza parare non riesce a fare perché ci mette troppo tempo o altro, poi si imparerà a fare quello quando è il momento. Pure io a volte mi cago il cazzo di parare perché mi piace schivarmi, mi diverto di più perché fa il ninja. Non riesco a salvarti un attimo di nuovo a te, scusi.
Non ancora perché ti si deve rompere l'armatura. Il formaggio e salame piccante. Mamma mia, pava, una bomba. Dato leggero. Sì, sì, Stronghold, quello di Sky High, scuola di supereroi, Francesco. Bellissimo film. Bellissimo, molto bello. Applica inerme. On me. No, quello è PS per PC. Non so che cosa sia. Mannaggia la miseria. Dici perché non ti ci rompe questa armatura a te? Perché? Perché? Devi fare il tappo, così. Allora. Se non fai il tappo, lui non va giù. For those who come È after. arrivato il momento. Ah, buonasera Geoff. Giammo top 3, sì, Geoff farete Buonasera. top ogni tanto. Allora, le top pure sono, Allora, Geoff, sono sicuramente buone. non quelle che ti mangi tu, dato che tu mangi di solito pizza con merda suina sopra. Allora, top 3 di mio gusto c'è, come non posso mangiare derivati del latte, forse ti direi la marinara classica, fatta bene, una prosciutto e funghi, e boh, perché poi la pizza non è che ti faccia impazzire, quindi due gioco, e non rompere il cazzo. Devi sapere anche che gioco guadagna più o meno come Francesco, quei 15 Ah, va euro bene, al mese, va bene. tranquilli. Quando va male. Cazzarola, mi sono distratto. Salsiccia e corpo di rapa. Invece non l'ho mai assaggiata. Capisco, menzogne. No, Geoff, non sono menzogne. L'ultimo stipendio è pubblico. Tu sei più tipo da sushi? My sword Mm, is death. sì, sì. Offre arielli per la gente sottosviluppata. Io penso in Italia. In realtà, Ma porca Arielli miseria. è universale in Campania, certo non Looking good. ruccoli e rapa, però va bene. Allora, Preferisci tu. allora. La ricchezza si c'è creariello, Vabbè, poi ci sono altre case con i propri vabbè, gusti, lì eh. in Sudafrica sì, probabilmente ci sarà ruccoli e rapa, un basticchio. Nord Africa, ah sì, ti volevo dare un po' di più, però niente, vabbè, Nord Africa allora, se preferisci. Lune, watch out! Ok. Allora, tu puoi continuare a far salire qua. Preferisco la Anzi, Libia. Vabbè, sono gusti, Francesco. Second wind. cazzo, non l'ho visto proprio, ma va Ma tu bene. ci avevi fatto caso, lo zivi, che i mimi ti droppano quello che c'hanno addosso. My sword is Al momento uno ne ho sconfitto, quindi non avevo capito che davano elementi di Io ci ho fatto costumi caso e dopo un po' di quant'altro. tempo. Loro indossano quello che ti droppano. Molto simpatico, diversi. Chroma is flowing. Puoi fare una cosa. Thunder. Dove Troppo prima, mannaggia. Allora, però il Pinus. Let us stain them. Massacrano sono detto ciao Reagan. Ciao Regan, buonasera. Se io fossi Natus mi aggiusterei per Persona 6 non lo so. Oggi se ci facessero sapere qualcosa di questo campo magico Persona 6, forse potremmo anche iniziare a Ok. pensarci. A vedere cose. Proprio incolla di Metafor. Io a me Metafor è proprio uguale a un No, Persona non ne ho ma va. non dire cazzonate, No. dai. Onestamente non mi sembra proprio come rispetto la tua privacy e per questo ma facendo valere la mia autorità di padre e una citazione che forse però mo seriamente vabbè mega facile vai esprimi il tuo parere. C'è uno sputo di vita, vuoi andare giù per piacere? Che cosa dico? Oh! Sia lodato il cielo. Perché ha dato Air Cascade. Non fosse per le icone sarebbe identico. Ma stai Non mi zitto, trovo, no, Francesco, stai dai. zitto.
Ma Stai zitto, non sviluppa una smettila. conversazione, Ma no, zio, stai smettila, te lo zitto. posso bannare? No, vabbè, non ti posso bannare. Ah, allora, Icore, non Icore. Ah, hai scritto Icore come Ikora Rei, Francesco, noto personaggio di Destiny. Bravo, bella citazione. allora, di là il bonus l'abbiamo preso, non c'era altro perché alla fine è solo la zona per il mostricciolo. Lì c'è quello grosso e cattivo che ti mangia, quindi a questo punto dobbiamo esplorare la città. No, comunque per me, Francesco, il job system già è qualcosa per differenziarlo, dato che i persona non li prendi ma ce li hai già. Sono categorie diverse, li buildi in maniera diversa rispetto a quelli del gioco base. Poi sì, magari potevano fare di più sulla parte action nel mondo aperto invece di fare solo spadatina o pistolettata dalla distanza per far danni. Ok. Però non lo vedo così copia e incolla almeno per me. Allora, voi siete i trovatelli, Ricordo tutti e tre insieme che ci sbuto. Regen, grazie. come se avessimo accettato. Per usarci come tributo. Siamo molto contenti. Allora, My sword is vai tu. Get ready. Wow, look out! Ah, don't die! Get ready. Non è corretto, dai, mettere puntini sullo Ian, ma no, lo faccio. Minchia, l'ha shottato. Per te è poco, purtroppo è. Non so che dirti. A me è piaciuto. Porti di abilità, poi ti facevi tu comunque il set per metterti qualcosina di diverso. Non è tantissimo, ma era qualcosa. Allora, non No, c'è quello sì, lo nessuno. facevi già solo col protagonista, però qua almeno lo puoi fare con tutti, bene o Ma è male. bella grossa sta zona da esplorare, Allora, vediamo un po' qua che cosa c'è. C'è uno sbrondel. L'altro è stato la foto con la. No, io l'avrei voluta fare con qualcun altro Regen, ma sta ad un'altra fiera purtroppo. Ma ripeto, non è abbastanza. Ho capito, vedete che per te non è abbastanza. Che per me lo è stato, semplicemente. Poi, Iniziamoci perché a non ha togliere. giocato tanti fiere. No, assolutamente, devo Francesco. Allora, iniziamo a fare così. Uso anche un po' di questo. È rimasto con un pirolo di energia. A posto. Let us stain them. Vai giù. Con manco di chi è il protagonista, Francesco, figurati. Anche Final Fantasy in realtà mi è mai fottuto particolarmente tanto. Devo essere sincero. Lei mena un bel po' comunque, Ah, sì. Sto fatto un vinto di quasi contrattacchi a Mael. Mi spara fisso tutti i contrattacchi 9999, tutti quelli che faccio. Get ready. Conosce lì, secondo me conosce il nome, infatti no, perché troppo vecchi mi annoio veramente facilmente. no? Questo non riesco a capire per il contraccolpo, ma va bene. Vabbè, tu a sto punto. Tanti cari saluti. Allora, vediamo qui sopra cosa c'è. Giornali, giornaletti. Qualcosa qui in mezzo? No. Ok, di qua non si può passare proprio, quindi si va di qua. Allora, cosa c'è di qua? C'è un altro sgrondel grosso e si va di qua. Ah, sì. Qua torni indietro così. Ok, no, voglio vedere prima nella zona là che cosa c'è. E qua si dovrebbe andare forse un pochettino più avanti. Bloccato nel fuosso. No, infatti, fai qua. Allora. Arrivato dal junction dell'otto, ma ora parliamo di cose serie. Vabbè, va a aprire il Mi preoccupa, detto da lui, parliamo di cose serie. Allora, qua è da dove stavamo venendo. No, di qua è un altro lato pure.
Ne stavamo venendo dalla. E difatti qui c'è la bandiera. Si mi recupera un pochino. Ecco qua. Possiamo fare un'abilità. Dai. Io la faccio un momento, quello non ho giocato, ma No, sai, in realtà dove è no. meglio per te? Gioco Sono a mentito. per un ortaggio, vorrei morire. Immagino già che ortaggio hai scritto, Francesco, per farti bloccare il messaggio. Già la posso Salve. immaginare. Ecco, guarda il panorama tu nel frattempo. Leggetelo però per favore. Un attimo solo, Aspetta. Francesco. Sì, Sfizio, qual era? Ma no, io pensavo che era un altro addirittura. Pasta e piselli per Twitch non si può scrivere. Va bene. Buono senza qualche tocco di pancetta per insaporire. Io la preferisco Sì, con la pancetta. con la sinceramente. C'è la pancetta buona comunque per dire. Ok, vabbè, Francesco sta provvedendo a suggerire a Regen qualche Final Fantasy che non li ha mai giocati Regen. Quindi vai Francesco, divertiti. Benvenuto nel suo mondo. Pure Regen è un amante. No, fa semplicemente dico la pancettina di signora, ragazzi, tanta roba. Vai via. Sembra fare tutto. No. Get ready. Ok, il primo l'ho preso, il secondo devo vedere. La completo neanche. My sword is death. I'll do it. No, no ragazzo, mi dispiace. Allora, tu qui sopra cosa facevi? Niente, una beata minchia. Poi il pad vibra, perché c'è un altro cosino di qua. Allora, sul tettolo, Well, that will help. dopo un colpo con mira libera i danni degli attacchi base aumentano del 50% per un turno. Ah, Questo è simpatico. cap de cazzo proprio. C'è un altro cosino viola lì sopra. C'è un gigantone qui. Vai via, fermati un attimo. Allora. Recupera un punto. Lei che ne ha avuto penso tutto quello che ti interessava. Fatto bene? Più di così non si può. On fire. On me. Dimmi. Vai, dimmi. Dodge Kasap. Ok. Allora, questo è andato. Questo è andato. Ah, this was weak. Non si fa. Ok? Guarda, ti faccio vedere anche un po'. Aspetta. Andiamo bene. Let the Sì. ink flow. Allora. Questo qui. Ok. Oh, e non va giù. Ok. Ah, ma c'è pure il piccolino e non l'avevo visto proprio. Aspetta, aspetta. Ok. Flowing. Pensavo c'era solo lui grande. I piccolini non li avevo visti proprio. Allora.
My sword is death. Okay. Questi li devo sparare. Let me flow. Allora, facciamo uno. A posto. Allora, dobbiamo tornare un'altra volta indietro perché non c'ho più energia. Quindi devo andarmene da qui. Allora, di qua. Allora, c'ho pure dei punti da mettere. Vitalità. Un po' di fortuna perché stava troppo indietro. Settiamo 2 a fortuna così li facciamo salire di pari passo. Allora. Uno di difesa. Mi sale un po' la potenza, visto che tu fai più male di quanto pensassi. Due punti salgono di qua. E uno lo mettiamo a vitalità. Allora. Niente. No, aspetta, uno c'era. Uno c'era di qua ed era Frana. Sblocchiamo giusto per prenderci poi gli altri più di là. Allora. Vediamo prima di qua cosa c'è. Non ho manco... Già box, che ore so? Ah, 22:15. Ah, ok. Allora. Facciamo prima così. Allora. I'm ready. Well, look out! Brace yourselves. Danger. No. Let us stain them. Ok, la combo ha funzionato pure così. Ok. Allora, a questo punto di qua niente. Oggetto viola al lama, ce n'è uno grosso. This will be useful. Allora, questo così. Stavolta devo far fuori prima i piccoli però. A storm is coming. Let's spill some ink Allora, on fire. A storm is coming.
Facciamoci colpi di punti abilità per dopo. Ecco qua. Allora, qui Nice. frammento di tintura energetica. Ok. Altri oggetti non c'è niente, quindi la strada per continuare era dove eravamo andati prima. Allora, di qua niente. No. Allora, a sto punto si doveva salire sopra. Allora. Ok. No, questa non mi viene proprio. Let us stain them. Questa qua niente proprio. Thunder. Finesse and precision. Allora, come energia siete messi bene? Please survive. Ok. Allora, a sto punto possiamo continuare di qua. Allora, cornicione. Appartamento dentro non si può entrare, ok. Well, that will help. Un altro catalizzatore. Oh no, c'è la bossa, fai. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Sei Giovanni Martellone? Torbodur cromatico. È un po' troppo aggressivo sto signorotto, eh. Cromatico però non si è manco presentato. Non è che mi ha detto ciao, io sono X e per Y di me. Ah, era la sua presentazione, vabbè. Se gli posso fare la mia, se mi riesce. Cazzo, se sei duro. A questo punto troppo presto. Lunde, watch out! Mi credi, non l'ho capito proprio. Allora, questo è impegnativo. La seconda volta col piede sempre. La seconda volta che stiamo levando. Sono 3 colpi. Macca Scia la palla, miseria. Ok, però forse dovrei avercela per fargli il parry, forse. My sword is dead. Let's dance. Ok, questo è impegnativo, questo qua, eh. Va bene. Facciamo qualche tentativo, anche perché di qua dobbiamo passare, quindi... Non sia obbligatorio. Non ti potrebbe evitare di là. Però sei simpatico, fai il balletto, suoni.
Però cazzo se fai male. Gustav, don't die! No, niente. The expedition's not over. Allora. Che ne se volevi giocarti poi un altro GDR tipo con top system e cose, giocati Bravely Default, Regen. Se te li puoi recuperare in qualche modo, non so, non mi ricordo se tu giochi da PC. Stai da PC, sì, sta a posto. Giocati tutti quanti, sono molto belli secondo me. For those who come up, Questo qua l'hai sentito. Ok, c'era quasi mannaggia miseria. Allora. Via, ritorna. Bravely Default, Regen. Bravely Default. Se non lo conosce di Square Enix, molto bellino. Not leaving you Anche perché ho behind. preso un revive in più. Un sacco di classi, un sacco di una bella Ok. storia. Poi c'è anche il sequel diretto del primo e c'è il terzo capitolo che è un'altra storia, però ci sono riferimenti anche ai vecchi. È una bella esperienza. Ma al Comic Con di Napoli c'è stato un leak di un titolo in uscita, a quanto pare, ho sentito stamattina. No, non ho seguito. Francesca, l'hai sentita tu la notizia, il fatto del Comic Con? C'è stato qualcuno che sul palco ha annunciato il remake di un titolo e forse non si doveva ancora dire questa cosa qui. Mo, teoricamente chiunque l'abbia fatto, se non poteva averla denunciato. Quindi mo bisogna Sì, sì. Allora, Cosa te l'ha detto anche tu Francesco? Cosa che è il Chrono Trigger là? sì. Capita, uno sta sul palco, gli esce una parola, succede. Diciamo che se appunto non poteva veramente dirlo, questo sarà un problema. Brace yourselves. Ok, però ti ho preso il primo. Let's dance. Ok, i primi due ce li ho. Thunder. No, faccio un secondo tardi l'ultimo, però almeno i primi due l'ho preso. L'altro è un pochettino più impegnativo. Allora, un attimo se riusciamo a... aspetta un attimo. No, parte da basso con l'attacco in alto, poi ti fa l'attacco girando e ti dà l'ultima botta così. Va bene. Abbiamo fatto dei passi avanti. Allora. Uno e due, ok. Allora. Iniziamo a fare un attimo le cose con calma e la dovuta educazione. Allora, si cura un pochino lei. Let's spill some ink. On fire. No, Let's
dance. Sorry, I failed. Let's push forward. Allora. Oh, I'm better. Not looking good. Shields up. Gustav, don't die. Get ready. Not giving up. Trombettier. Oh niente, questo proprio non mi entra proprio. No vabbè, tanto questa qua pure dovrebbe essere finita. Brace yourselves. For those who come after. Let's push forward. Allora, prendi un attimo tu. No, cazzarola. Thunder. I'll do it. I'm ready. Oh, Tizio, buonasera! Buonasera Ciao, tizio. bello! Tutto bene? E tu con i danni qua. Fai tantissimo però. Uno, perdi un po' di tempo per fare il giro in aria e poi te ne fa due quando riscendi, ok. Tizione, tutto bene? Stai trovando un po' di giovamento in questi giorni dopo tutte ste feste? Allora, riproviamoci di nuovo. Che ore sono? Ok, ce la facciamo ancora. Allora. No. A storm is coming. Finesse and grace from fire. Careful, Mael. Please survive. A storm is coming. No. You don't get to die yet. Mettiamoci un po' di difesa nel frattempo. Gustav, don't die. Allora, tu parti dal basso, giri, vai, vai, ok. Allora, forse, ma proprio forse ce l'ho.
Ma scorreggia quel mostro? Più o meno sì. Ok, aspetta, forse ce l'ho. Allora, suona la trombetta lui. Ma a sto punto, se ci mettiamo un attimo con calma. Tan 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 tan. For those who come after. Ok, e qua l'hai preso. Flow. Allora, a sto punto, non puoi manco curare con l'abilità, però. Facciamo così. From fire. I'm ready. Ok, va bene così. Parry it. Let's spill some ink. Siamo aumentati, quindi lo possiamo conservare per di là. 5, quindi tu fai una bella cosa. Attacca così. Come fai? Colpisci così. Get ready. Madonna, si blocca il video. Tizio, forse ti conviene provare a avviare la live, magari. Che fine mo stava andando tutto perfettamente. Ok, ce n'è uno soltanto. Ok, allora devo soltanto cercare di non perdere la concentrazione. Devo fare per forza io del male così. Allora, facciamoci un po' di guardia. Shields up. A storm is coming. On me. Sono aumentati. Devo cercare prima di bruciarlo un pochino. E un po' di questo. Tu al limite curati un pochino tu. I'm ready. Facciamo così. Parry it. Vai, Tizio, ti aspettiamo, bello. Rimasto con uno di energia, non so come ho fatto. Non so come sia possibile sta cosa, ma è successa, va bene. Allora, My sword is dead. Let's push forward. Ready to evade. sbagliatissimo, sbagliatissimo. Non c'ho revive. Ti puoi curare un pochino tu così. Però. For those who come after. Allora, My sword is dead.
him down. Ah, sbagliatissimo. Guard up. Minchia, questo l'hai sentito? Allora, aspetta, tu ti devi fare un attimo male perché sennò c'è un po' di recupero. Second. Gustav, don't die. Your sword is dead. Please survive. Finesse and grace. Oh, sì. Madonna mia, se era tosto. Allora, nuova arma. Ed è per te a livello 4. Beh, a 123 i colpi di mira libera infliggono danni a un bersaglio casuale aggiuntivo. Ah, faccio Duca. Elevata, vorrei agguantarla. Allora, di qua non c'è nient'altro. Solo dolore e sofferenza c'erano, adesso non ci sono più. Bentornato. Allora, penso che possiamo andare 3 PA quando infliggi danno a un bersaglio, se ho letto bene. Quindi strappo. Ah, quando infliggi strappo. No, noi in realtà stiamo venendo da qui. Quindi sì, abbiamo semplicemente fatto il giro da sotto. Esattamente. Ok, quindi non c'è nient'altro qua. Ok, ok. Così senza che giro a vuoto 3 ore andandomi a vedere le cose. Sì, Regen, ma questo gioco ne fornisce veramente un'ottima quantità. C'è del materiale, c'è del Un'ottima materiale. quantità. Sì. Allora, a sto punto, noi per proseguire, Tu vieni dalla bandiera. noi veniamo da qua e mo ci recuperiamo pure tutte le cose un attimino perché... No, pensavo ci avesse raggiunto quello dietro. Allora, riposino, così ci prendiamo. A sto punto proprio il lato destro di qua. Allora, Esattamente. di là già abbiamo esplorato tutto ed è chiuso. C'è l'unica uscita di là. Quindi noi dovremmo andarcene a chi? E c'è un'altra bandiera. Allora, la 59. Spedizione 59. Quindi se ti fai un conto, 2 squadre sono andate poco distanti una dall'altra. Una è Però hanno finita- fatto una brutta fine. Una ha fatto 3 passi più avanti. Noi da soli andiamo avanti e sconfiggiamo Sì. anche dopo vari tentativi un po'. Oh no, c'è un altro boss. Oh no, perché gioco perché mo ho avuto un trauma. Non Tu hai mettermene fatto un altro. grande cosa secondaria, adesso devi fare grande cosa principale. Ma quanti grandi cose Sì, c'ha sto Regen, gioco? è un mondo subacqueo, ma ovviamente particolare, non c'è proprio la... Non c'è la gravità nello stare Sì, esatto. sott'acqua, non ci sono problemi a respirare e quant'altro. Sembra Batman vedendo lui il film, ma non è Batman, Non... No, non è... No. Se non esce lui Non nel è live, Batman, nel Charlie live Cox. action, c'è un problema. Abbiamo veramente un problema, sì. Non è che dici devi trovare una c'è, già c'è. Esagerato. Sì, forse un attimino troppo. Non c'è più. Il gommaggio, ragazzi. Oh, Watch out! You're right. sei proprio quello grosso e incazzo su super più, va bene.
Vabbè. Va bene, va bene. Senti, mi dispiace per te, ma sto venendo dall'altro amico tuo, quindi... Bravo. Avevo capito che erano più di uno, però il terzo non l'ho preso. Take him down. Let the ink flow. Ora dice, se non gli togli prima lo scudo con i proiettili non gli fai danno. No, 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 me lo sono ricordato. Allora, ancora devo collegare queste piccole meccaniche un pochino tutte insieme. Allora, Sì, noi iniziamo a metterci un po' di Lascia difesa. stare che ancora devo sentire una prossima colonna sonora in questo gioco e non credo succederà, onestamente. Ma tu sei più gestibile, giustamente. Allora, ma adesso facciamo tutti quanti. Oh, vai. Questo l'hai sentito però, eh? Ti è piaciuto? Allora, On fire. Harry it! no. Get ready. Ok, allora. Non sono così diversi dopo tutto. Let's spill some ink. Gustav, don't die! Il terzo ci mette qualche secondino in più. Allora, Hurts. che fa crescere più? Ma non fa, ma Stefi, ma fatti i fatti tu. Ma che è sta novità, mo? Che è sti più? È meglio che te li chiudi. Nel dubbio, poi capiamo l'effetto che fanno, però meglio che te li chiudi. Dodge, Gustav. That hurts. Ok, vabbè. Voglio perdere, però penso che ci sono quasi. Ok, voi se siate aperti fate qualche bordello. Ok, vabbè. Almeno così lui perde pure un turno per riaprirli. Allora. Ah, ma sto gioco a livello di sfide davvero? Ok, fuori una dentro un'altra e non ci Sì, sono problemi. Qui soprattutto, sì. Allora. Skip the cutscene. Skip the cutscene. Please survive! Però hai aspettato comunque, bravo. No, ce l'ho, ma devo trovare un attimo il tempismo, solo quello corretto. Allora, tu quanta armatura c'hai? C'hai due. Esteticamente sì, tizio, veramente tanta roba. Gli ambienti, comunque anche il design di come sono fatte le liste, molto figo. Allora, a sto punto tu inizi a prendere un po' di fuoco. Let's Quindi spill possiamo fare con lei un po' di Giovanni. Good, watch out. Allora, voglio vedere sta combo se ho fatto, se gli piace. Allora, se io mo con te in modalità virtuosa, con te col marchio,
potenziato e tutto. Ti faccio questo. Questo l'hai sentito. Ok. Esattamente. Questo qua l'hai sentito un attimino per bene e va bene così. No, perché inizia il rallenti prima che inizi a cadere lui e sbaglio, però ci sono. Allora 2 3 4 e gli Spilanken ce li siamo tolti da mezzo. Con te facciamo Allora, le debolezze elementali ci sono, Regen, ma non funziona con le debolezze ambientali. Cioè, se stanno sott'acqua non è che il fuoco fa meno danno. ti mettiamo il fuoco a te. Però i nemici ce le hanno, quindi se fai le debolezze è più probabile che possano venire anche in status, per esempio. E che prendano più danni, ovviamente. Allora servono altri 2 punti. C'è pulgato un pochino, però posso vedere di farti male allo stesso modo, quindi aspetta, faccio così. I 2 punti tuoi faccio 1, faccio 2, uso un oggetto, inizio a dare 3 PA a te. Tocca a te e rifaccio la stessa cosa di prima. Ci sono 2 fiori attivi. Bravissimo. Mo adesso basta. Basta. Hai rotto il cazzo. Ok, dove li ho lasciati aperti, almeno cerco di capire che... Ok, ti danno lo scudo e ti fanno più forte? Sbagliatissimo tempo. Guardate più vicino. Sì, sì. Let's finish this. Allora carico For perché those sì. who come after. E tu per un attimo giù, fermati, non ti muovere. Allora dopo tocca a lei e non conviene farlo. Una bella puretta, Gustavo. Tu iniziati a mettere in modo buono. Oh no, 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 sei molto cattivo. Sei proprio un pezzo di merda, sei. Allora, 9 punti ce li ho con lei, me ne serve uno. Però mi hai dato un turno. Sei molto birbante, sei, scusami se te lo dico, Minchia, mettersi fiori dopo un turno li utilizza tutti, madonna mia. Madonna mia, all'ultimo tentativo riusciamo anche a farlo, perché ma a sto punto diventa un fatto di principio. Molto cattivo verso la fine. Quindi i fiori rossi gli aumentano la forza fisica e quelli blu gli danno gli scudini. Sì. Ok. Gustav, don't die! No, vai a puccia. Allora, iniziamo bene, Facciamo salire anche qui. Ce n'era pure un altro. Allora, fuoco. Il fatto che in fondo lui sia un puro di cuore.
Infatti lo apriamo un attimino per vedere com'è dentro e ci accertiamo un attimino di sta cosa qui, On Ok. danger. Allora, fammi una cortesia, Gustavo, mettimi questo. A storm is coming. Tu al limite mi fai. No, mi fai proprio così, guarda, mi inizi già a caricare Gustavo con più punti. E te mi fai la bella mossa come prima. Ecco qua, a posto, così la senti. No, sbagliato. Allora, a questo punto tu, visto che ce li hai, fai così, poi fai un colpo per recuperare qui. Tu non mi curi niente e nessuno, ma un cimpino me lo fai. Allora, anche questo gli è piaciuto. Allora, che potrei esserci. Allora, 1, 2, 3, 4 e ci siamo tolti il problema dei fiori da mezzo. A questo punto non mi di sovraccarico. Let us stay in there. Poi. Ghiaccio comunque inutile, non ho preso il punticino. Aspetta però. Thunder. Time to hit big. Possibilità di strappo. Ok, almeno ti sei presa un po' di danni. Ok. Allora, non richiama i fiori, quindi ci conviene approfittare e fare. Mi serve un turno per ricaricare il tutto. No, è duro proprio, però vabbè, non come l'altro. Quello era secondario ed era più difficile, quindi ci è voluto un po' di più. Questo, se continuo così, non dovrei metterci tantissimo. Allora, mo mi conviene. Facciamo così. Tu prenditi le cariche. Tu mi dai altri 3 punti a lui. Tu a sto punto mi dai altri 3 punti a lei. No, pensavo di farcela, ma va bene. Allora, dobbiamo fare. Posso fargliene 2 a sto punto. Uno da qui. A storm is coming. Con te facciamo cura e curiamo lui. Lo possiamo iniziare a fare. No. Vabbè, quindi tiene uno normale così. Please survive. Ah, lavori domani, Tizio. Io mi raccomando, tanto lavoro ma tanto divertimento allo stesso modo, mi raccomando.
Non pensare solo al lavoro, pensa anche al manz. Mi raccomando, non te ne dimenticare mai. Buon riposo, tizio. Io finisco di litigare con sto coso. Allora, se mo faccio così forse potrei... For those who come after. 1, 2. Ok, sei anche stordito, quindi ti faccio un po' di fuoco così. Allora, questa è la tua cattiveria. Dance begins. Allora, tu hai 9 punti. Ok, mi prendi un po' di scudo, non mi interessa, ma che mi prendi dei danni assolutamente no. Perché hai messo il braccio davanti? Tre scudi è molto meglio del danno, almeno. Ok. Ah, aspetta, ma tu mo ti sei super incazzato. Sono rimasto con 4 di energia. Minchia che tu. Ok. Thunder. Not looking good. No. Succhiol. Ma mi voleva fare il super attacco incazzato alto, ti uccido, ti ammazzo, niente. Vabbè, contento lui, contenti tutti. Quindi proprio questo che ti piace tanto. Lightning. Strike. Oh, è morto. Vicini, è morto. Madonna mia. Questo mo gioco un po' mi rilasso, il piccolo. E sono ancora all'inizio, lo so che le battaglie diventeranno ancora più difficili. Gustav, wait. It seems peaceful. As long as we don't touch the flowers. Ah, ci siamo menati per 3 ore, poi no, è pacifico, ferma, non l'attaccare. Vabbè. Sì, tizio, non potevo dire niente, ma sì. Però Gustavo non è dello stesso parere. Gustavo è tanto dolce, dobbiamo salvare gli altri. Adesso è un mostro di merda, deve morire. Gustav, we won't understand what's going on if we kill Tutto me everything sembrava that moves. familiare. Look, a red tree. The Gestrel village must be ahead. Va bene, quindi pensavo, ho detto inizio live, adesso andiamo al villaggio. No, abbiamo fatto una live solo per arrivare al villaggio. Va benissimo. She'll be fine. No, ma più che giudicare dall'apparenza, noi stavamo solo toccando il fiore e ci ha iniziato a menare. Quindi aspetta, momento, calma. Allora, a sto punto, io direi salviamo qua. Ho fatto un bel blocchettino e sono riuscito ad andare avanti per fortuna. Prima o poi utilizzerò tutti questi catalizzatori. Allora, migliori attributi. I mostri sono sempre i buoni e gli eroi i cattivi. È lo stesso ragionamento che ci sta mostrando la serie di Devil May Cry sotto un certo punto di vista. Così. Tu sei Gustavo. Tu sei Gustavo. Difendi un pochino e mi inizi anche un po' a menare di più Gustavo. Tranne i mostri che tengono soltanto a dei fiori. Mi vai 2 di fortuna. Ok. Abilità.
qui non posso mettere niente, qui non c'ho niente di nuovo. E qui non c'ho niente di nuovo. Ok, allora. Switch, ho 2 secondi la run. Stacco un attimo la live così metto il titolo per Blueprints e iniziamo. Giusto 5 minuti e torniamo.